Parla tifoso napoletano. La squadra è alla costante ricerca del miglioramento per portarci sempre più vittorie. Ma prima di entrare nel dettaglio delle parole di Giovanni Di Lorenzo, voglio chiedere il vostro sostegno. Dimostra il tuo amore lasciando un mi piace a questo video e, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le novità e gli aggiornamenti dal Napoli. Oggi parleremo delle dichiarazioni del nostro giocatore Giovanni Di Lorenzo al termine dell'ultima partita. Di Lorenzo ci ha raccontato la partita difficile che abbiamo affrontato, nella quale abbiamo ottenuto una meritata vittoria. Sottolinea che la squadra ha saputo comportarsi bene, nonostante le difficoltà a volte, e questo riflette la dedizione e la mentalità vincente che porta con sé il Napoli. Alla domanda sui problemi, respinge questa idea. Per Di Lorenzo la parola problemi è troppo forte e non vale per la squadra. Sottolinea che anche se non sempre abbiamo giocato al meglio, fin dall'inizio della stagione abbiamo mostrato prestazioni notevoli e ottenuto vittorie importanti. Di Lorenzo sottolinea l'importanza di vincere una classica e il valore di questa vittoria per il Napoli. Dopotutto, sappiamo quanto siano speciali ed emozionanti questi giochi per i fan. Infine, quando si parla di scudetto, Di Lorenzo chiarisce che l'obiettivo è questo. La squadra ha intenzione di lottare fino alla fine per riportare lo scudetto al Napoli. La fiducia è alta perché la squadra è forte e ricca di qualità. Stanno migliorando la gestione del gioco e sono determinati a raggiungere le prossime vittorie. Questo è lo spirito che speriamo di vedere dalla nostra squadra, la costante ricerca dell'eccellenza e della vittoria. Ora voglio sentire la vostra opinione, fan appassionati. Siete d'accordo con le parole di Di Lorenzo? Siete fiduciosi nella nostra corsa allo scudetto? Lasciate le vostre considerazioni nei commenti. Non dimenticare di mostrare il tuo sostegno mettendo mi piace e iscrivendoti al canale per non perdere nessuna notizia dal Napoli. Forza Napoli sempre!